presentato dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata, che è un osservatorio istituito dall'Università degli Studi di Milano, diretto da Nando Dalla Chiesa, un rapporto in cui sostanzialmente si evidenzia come il cuore della penetrazione mafiosa al nord non sia tanto nelle grandi città, ma soprattutto l'allarme che viene lanciato è la capacità di penetrazione nei piccoli centri. Si fanno gli esempi noti alle cronache di Buccinasco, Sedriano, Leini, Volpiano, Ventimiglia e tutti quei comuni che sono stati coinvolti nelle cronache giudiziarie appunto dall'infiltrazione mafiosa al nord. Cosa succede? Perché si scelgono i piccoli comuni per l'infiltrazione mafiosa? Beh, perché è più facile costruire, grazie a movimenti migratori dal sud al nord relativamente ristretti, delle solide reti di lealtà che vengono fondate appunto sul vincolo del fatto che si viene dallo stesso paese. Queste reti, che nel caso dell''ndrangheta sono reti fortemente parentali, vanno a creare degli strettissimi legami con i paesi di origine, e in questi piccoli comuni peraltro c'è un secondo problema che si pone a questa capacità di penetrazione veramente efficace e con pochissimo sforzo da parte dell''ndrangheta, che giustamente, ovviamente, naturalmente il comune piccolo è presidiato dalla stazione dei carabinieri di periferia, di provincia, che con tutto il bene del mondo non sono attrezzate per dare una risposta sistematica a una penetrazione che invece è di tipo veramente organizzato. Si vede ormai da tutte le inchieste che è un fenomeno che non risparmia nessuna delle regioni del nord. In Lombardia ci sono state indagini come Cerberus e Infinito, in Piemonte ci sono state le indagini chiamate Minotauro e Alba Chiara, Maglio 3 in Liguria, solo per citarne alcune. Tutte le aree del nord Italia, Emilia Romagna compresa, sono analizzate e vengono definite a fortissimo rischio di infiltrazione. La presenza di gruppi mafiosi, dicevamo, è nota, è ovvia, nelle grandi città Milano, Torino, Genova e Bologna, ma bisogna veramente stare molto più attenti nei paesi piccoli. Ad esempio, dobbiamo stare molto attenti e capire che cosa, in quale modo si organizza questa presenza appunto sui territori. Dicevo, non fa eccezione nessuna delle località del nord. Veramente, se poi andate a vedere su internet o su qualche giornale che magari la pubblica una cartina, abbiamo davvero un nord colpito a macchia di leopardo da tantissime metastasi criminali di questo tipo, che hanno una particolare vivacità che è dovuta anche alla struttura stessa dell''ndrangheta. L''ndrangheta, a differenza di Cosa Nostra, non ha un sviluppo, una struttura verticale. Cosa Nostra, se magari qualcuno a casa ha già approfondito il tema, sa bene che tutte le cellule che fanno parte di Cosa Nostra, tutti i mandamenti sono rigidamente inquadrati in una struttura organizzativa che poi fa capo a un vertice organizzativo, la famosa e celebrata in tanti film cupola di Cosa Nostra, che esattamente come un antistato ha la possibilità di controllare tutto ciò che avviene nelle periferie. Da questo punto di vista è stata certamente una forza capace di mettere in campo una potenza di fuoco militare nei confronti dello Stato, e l'abbiamo visto negli anni 90, ma dall'altro punto di vista è vero che quando lo Stato è stato costretto a dare una risposta più forte, oppure l'ha voluta dare a seconda delle fasi storiche a cui volete pensare, è stato più facile colpire la mafia, appunto per questa sua struttura che non è compartimentizzata come quella dell''ndrangheta. L''ndrangheta invece, dicevamo, ha una struttura orizzontale, dove ogni famiglia fa a sé e ha il pieno controllo indiscutibile del proprio territorio, dove ha il monopolio di ogni attività lecita e illecita. Attenzione a questo lecita e illecita, perché nel lecita c'è dentro di tutto, vuol dire che il controllo è veramente capillare. La cosca mafiosa calabrese, peraltro, si fonda su legami di sangue, soltanto legami di sangue principalmente. C'è una grande attenzione clanica da questo punto di vista da parte degli esponenti dell''ndrangheta, che fa sì che ci siano moltissimi meno pentiti, e perché oltre a questo appunto è una delle
delle caratteristiche che ne fanno ancora oggi un oggetto misterioso. Quello che si capisce è che tutte queste famiglie di 'ndrangheta, tutte queste ndrine che insieme vanno a formare delle locali e quindi degli agglomerati un po' più grossi, non hanno, dicevamo, una struttura che possa dare una coerenza a questo mondo, anche solo per potervela raccontare in modo efficace. Peraltro, in realtà sta succedendo in modo un po' anarchico che nella provincia di Reggio Calabria pare che l''ndrangheta si sia dovuta dotare di un organismo che si chiama Santa per prevenire le faide, perché ovviamente questo tipo di struttura anarchica e orizzontale su base familiare poi ha dato vita a molte faide intrecciate, perché poi entrano anche degli aspetti non solo razionali legati alla gestione degli affari, ma anche degli aspetti fortemente irrazionali dovuti ai codici d'onore che vanno a formare l'individuo 'ndranghetista. Sono codici d'onore antichissimi, ritualizzati in maniera rigidissima, che vanno dall'affiliazione all'investitura del nuovo adepto, c'è il giuramento che deve essere prestato con solennità a ogni passaggio di grado, ci sono addirittura dei tribunali della cosca che sono quelli che si autoconvocano per giudicare le infrazioni di questi giuramenti. Noi questo lo sappiamo perché sono stati trovati, ma vi sto parlando del 1900, dei primi del Novecento, sono stati trovati dei livretti, dei brogliacci che appunto davano un'indicazione per iscritto di questi riti, che altrimenti pare che siano semplicemente tramandati oralmente. Da quello che si sa, ripeto, se ne sa poco, ma è probabilmente quello che si sa anche con un certo ritardo, si suppone, nel senso che è probabile che quello che vi dico adesso sia ormai superato da 5 anni, perché la verità giudiziaria fa molta fatica a creare una sintesi di ciò che è oggi l''ndrangheta in Italia. Comunque si pare che ci siano 8 gradi di affiliazione all''ndrangheta. Il primo, e che non è neanche un vero e proprio grado, è però per diritto di sangue quello di giovane d'onore, che spetta di diritto ai figli degli 'ndranghetisti, ed è così un buon auspicio, se possiamo usare il termine, affinché anche loro in futuro possano diventare uomini d'onore, quindi 'ndranghetisti a tutti gli effetti. Il secondo grado di questa carriera criminale che impegna e che sicuramente recluta tra le sue file moltissime persone, anche solo andando a guardare il fatturato che questa 'ndrangheta riesce a muovere sulla penisola italiana, e non solo. Il secondo grado, dicevo, è il picciotto d'onore, cioè l'esecutore mero di ordini, la fanteria di questo esercito. Quando si parla di fanteria, a volte, quando si parla di picciotti d'onore, a volte si arriva, secondo quello che dicono i pochi pentiti e le intercettazioni ambientali, a parlare di oltre 1000 persone in una sola provincia o in più province limitrofe, quindi stiamo parlando di un vero e proprio esercito nascosto. Il terzo grado è quello detto del camorrista, che è, diciamo, il caporale, l'ufficiale, quello a cui va il compito di coordinare una serie di picciotti d'onore e soprattutto, così pare almeno, di avere delle responsabilità dirette su tutto ciò che ovviamente il mero esecutore non può fare. Da questo punto di vista torniamo a Foucault e vedete come il processo produttivo e l'organizzazione aziendale da un certo punto di vista stia forse anche entrando dentro le dinamiche del crimine organizzato, quindi siamo veramente una società complessissima. C'è infatti una specializzazione quando parliamo del quarto grado di affiliazione all''ndrangheta, che è quello dello sgarrista, che è l'affiliato incaricato di riscuotere le tangenti, e quindi certamente da questo punto si capisce in maniera intuitiva come le tangenti e quindi l'andare a corrompere il potere legale è una delle cose più importanti, tanto che c'è un grado di appartenenza apposta, una sorta di ordine speciale dedicato a questo. Il quinto grado, fin qui siamo nella realtà giuridica probabilmente, da qui in poi entriamo nelle ipotesi. Il quinto grado è quello del santista, cioè colui che ha ottenuto, si dice, la santa, ed è quindi un grado più elevato per grandi meriti criminosi ovviamente. Il grado sesto, entriamo veramente nelle alte cariche della gerarchia 'ndranghetista, sono i cosiddetti Vangeli, ossia una persona, il Vangelo, perché sono coloro che sono arrivati al passaggio rituale di giuramento su una copia del Vangelo, con la mano sulla copia del Vangelo. È un grado di altissimo livello e si ottiene veramente quando si ha in mano
un forte potere ovviamente di tipo delinquenziale, un forte controllo territoriale. Pare che esista anche il grado di quintino, che è un grado apicale che l'andranghetista può raggiungere, e sono pochissimi, si dice, all'interno dell'andrangheta che stanno forse, così pare, andando a formare una sorta di oligarchia, perché chiaramente pare che il fenomeno che è in atto è quello di cercare comunque di creare delle camere di compensazione tra le varie indrine locali, le chiamano i magistrati delle camere di controllo, per fare in modo che non ci si metta, diciamo, i bastoni tra le ruote all'interno degli stessi affari, perché comunque si capisce che ormai i business sono ampiamente collegati. Infatti l'ottavo grado, che in questo momento si ipotizza con una certa approssimazione, ma con quanto vi ho detto prima è inevitabile, è quello dell'associazione, e sarebbe proprio la più alta carica dell''ndrangheta, che verrebbe esercitata proprio come la cupola siciliana in forma collegiale. Una sorta di consiglio però di amministrazione più che di un vero e proprio governo. Ecco, in questo senso dobbiamo sempre tenere presente le differenze sostanziali tra questi due tipi di criminalità, perché se la cupola era davvero un governo che prendeva anche scelte politiche, questo viene escluso dal punto di vista dell''ndrangheta, di una capacità o di una volontà di muoversi in un senso unitario. Questa associazione, se esiste, appunto, sarebbe una sorta di CDA dove si riuniscono gli azionisti più importanti di un sistema criminale complesso che fa dell''ndrangheta la prima, la seconda o la terza, a seconda della classifica che trovate, come si dice, organizzazione criminale del mondo del mondo. È appurato che i cartelli della droga messicani, per esportare la cocaina in Europa, usano soltanto intermediari legati all''ndrangheta, e questo è un dato certamente di affidabilità logistica, se volete, che diventa inquietante perché riguarda tutto il paese chiamato Italia. Allora, noi tra poco cercheremo di capire in maniera molto concreta come si può fare per fare in modo che tutto questo non sia uno sviluppo inevitabile del futuro. Voi rimanete con noi, perché cercheremo di avere anche degli ospiti e dare, oltre a queste che non sono delle buone notizie, anche qualcuna che magari ci potrà far sperare che qui almeno c'è ancora un tessuto sano che può appunto dare una risposta legale a questi fenomeni che sono in fortissima crescita.
sempre Elvis, perché oggi è l'anniversario del suo ultimo concerto, giusto per distrarci un attimo, e poi tornare immediatamente all'argomento che, come avrete notato, è abbastanza spinoso oggi e va affrontato, io credo, in maniera radicale, nel senso alla radice, perché questa è la mia opinione, non bisogna dare niente per scontato, dal momento che questa poi è la trasmissione che si basa sull'ignoranza, direi che va benissimo come chiave di lettura. Parliamo adesso di un caso specifico che riguarda proprio la Regione Lombardia. Regione Lombardia che è piena zeppa di clan di andrine attive, sono andrine attive praticamente in tutte le province, non in modo uniforme, ma certamente con grande attenzione, e non fanno eccezione anche le province delle fasce prealpine, alludo a Varese, a Como, a Lecco, a Sondrio, e andiamo proprio a parlare su una di questi casi che è quanto successo a Lecco, dove c'era il dominio assoluto dell'andrina di Franco Coco Trovato. Ecco, immaginatevi questa pizzeria, esatto, nel centro di Lecco, che si chiama Wall Street e che di fatto è il covo, il quartier generale del boss dell''ndrangheta di Lecco, che era Franco Coco Trovato, da cui gestiva tutti i suoi affari con gli uomini di potere, ma non solo, anche tutta la parte veramente criminale da questo punto di vista, quindi la parte, diciamo, che fa diciamo più fedina penale in senso stretto, con anche quelle simbologie un po' da film americani, già il nome Wall Street la dice lunga, ma il Testarossa parcheggiato fuori, il Ferrari parcheggiato fuori quando lui era presente. Questa era la situazione a Lecco. Franco Coco Trovato è stato poi fortunatamente arrestato, c'è stata poi una seconda inchiesta con altri affiliati della stessa andrina che ha portato ad altre arresti, ma questa pizzeria, ad esempio, che era stato un bene confiscato, per molti anni è rimasta inutilizzata. È rimasta inutilizzata fino a oggi, in cui almeno è stato firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Lecco, la Prefettura, Regione Lombardia e l'Associazione Libera, proprio per fare di questa pizzeria una pizzeria della legalità, in cui insomma inserirsi all'interno di quel circuito che va a recuperare i beni confiscati alla mafia. Per parlare di questa operazione, che è una pagina buona nella lotta all''ndrangheta al nord, abbiamo il direttore di Libera per la Lombardia e non solo, che è Enrico Fontana, e dovrebbe essere in onda con noi. Ciao Enrico. Ciao, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Allora Enrico, partiamo da questo caso specifico, ossia dal caso della pizzeria Wall Street e dal protocollo d'intesa che è stato firmato oggi. Ci puoi dire qualcosa di più? Beh, intanto è una questione molto concreta. I protocolli se ne firmano tanti in Italia, questa ha una particolarità, è un protocollo in cui si fissano i tempi che sono stati ribaditi alla firma da tutti, a cominciare dal Presidente Maroni, per cui entro l'apertura di Expo e quindi fino aprile, 1° maggio 2015, si è preso un impegno pubblico per mangiare la prima pizza nella nuova pizzeria Wall Street, quella sottratta all''ndrangheta e restituita alla comunità. Un atto concreto, la Regione Lombardia ha contribuito con 400.000 euro di finanziamento pubblico, altri contributi arriveranno dalla Fondazione Caripro. Libera nel frattempo ha lanciato una raccolta fondi che è in corso già a Senigallia durante il Caterpillar raduno, proprio per accompagnare questo percorso che io ho ascoltato prima e già è stato raccontato bene, un percorso di riscatto della legalità. Cosa nascerà? E concludo, nascerà un'attività economica con un bando pubblico in assoluta trasparenza, perché Libera non gestisce beni, Libera ne promuove l'uso sociale, quindi un bando pubblico in trasparenza per far nascere un'attività economica e accompagnarle attività sociali, musicali, culturali, farlo diventare un luogo dove si sta bene, è bello esserci, non il luogo che era allora, come hai descritto bene tu, luogo di 'ndrangheta, di malaffare e di violenza. Ecco, Lecco è certamente un caso esemplare e abbiamo anche la possibilità di raccontare quindi una bella pagina, però non possiamo dimenticarci la
grande capacità di infiltrazione mafiosa dell''ndrangheta al nord, e non possiamo dimenticarci soprattutto dell'allarme che è stato lanciato oggi dall'osservatorio sulla criminalità organizzata, che dice attenzione ai centri piccoli. Ora io chiedo a te, che sei un esperto, se ci puoi raccontare quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero far pensare a una comunità che forse nel proprio comune sta succedendo qualcosa di un po' strano. Secondo te quali potrebbero essere? Ma guarda, uno dei primi segnali che si coglie subito è legato alle attività commerciali. Siamo in una stagione di crisi economica, quindi attenzione quando si vedono aprire e chiudere magari molto rapidamente attività commerciali dove non entra nessuno compra, che pure sono lì aperte, che stanno in piedi, mentre magari le stesse attività gestite da persone oneste falliscono. Spesso le organizzazioni criminali guardano al commercio, alla ristorazione per riciclare capitali di provenienza illecita, sono pochi interessati agli incassi, Sì. servono per riciclare denaro sporco. Attenzione devono avere le amministrazioni pubbliche, alla filiera degli appalti, perché è notorio che le organizzazioni criminali al nord, e tra l'altro ormai parliamo di presenze radicate storiche, la sentenza infinito è l'ultima, ma prima ancora proprio in Lombardia negli anni 90, lo hai ricordato, ci sono state operazioni importanti, quasi 3.000 sentenze di condanna per il 416 bis, non in Calabria, nel corso di 10 anni in Lombardia. Ecco. Gli appalti pubblici perché? Perché controllano il movimento terra, hanno la disponibilità dei mezzi di trasporto, sono in grado di entrare nei subappalti, quindi la trasparenza nella pubblica amministrazione. Ci sono dei segnali. Ovviamente non si presentano con la faccia di chi vuole imporre il proprio dominio e quindi usa la violenza. Quella la usano quando è proprio strettamente indispensabile. E poi l'usura, spesso i compraoro, il gioco d'azzardo, quelle sono tutte attività fortemente a rischio, a cui prestare attenzione. Ecco, soprattutto quando spuntano come funghi. Queste diciamo un po' possono essere alcune indicazioni. Accanto a queste le attività criminali tradizionali, lo spaccio di droga, il controllo della prostituzione, la tratta delle persone che è legata alla prostituzione, i traffici illegali di rifiuti. In Lombardia ci sono ormai tante inchieste che fanno scoprire come dietro questi traffici illegali ci siano le mafie. Devono avere gli occhi aperti tutti, i cittadini, gli imprenditori, le istituzioni, perché la presenza delle mafie ha un solo segno, una sola caratteristica, quella di alimentare il degrado sociale e ambientale delle comunità in cui si insediano. Le mafie portano povertà, dolore, sofferenza e nient'altro, e quindi vanno combattute davvero tutti insieme. Ecco, uno dei rischi che sempre l'osservatorio sottolinea da questo punto di vista è il periodico manifestarsi di una sorta di svalutazione del rischio. Tu che hai, diciamo, da questo punto di vista un osservatorio privilegiato, sottolinei questa affermazione che ogni tanto va di moda e ogni tanto non se ne parla più di mafia. La mafia è forte per quello che c'è fuori dalle mafie. E quello che c'è fuori dalle mafie è fatto, lo accennavo prima, di collusione, di connessione, ma anche di sottovalutazione. Non voler guardare, non preoccuparsene, è sempre così, è un grande favore che si fa alle mafie quando si sottovaluta e si abbassa la guardia. Magari qualche volta perché è sgradevole dire nel mio comune ci sono le mafie, ma invece un sindaco che ha il coraggio di denunciarlo fa del bene alla propria comunità. È il contrario. Illuminare questi fenomeni criminali, denunciarli, serve a prevenire. Guarda, c'è anche una preoccupazione che abbiamo, la voglio dire con grande chiarezza, che al di là di tanti proclami e pronunciamenti, la realtà ancora oggi è che la lotta alle mafie e alla corruzione non sono una vera priorità nell'agenda politica del Paese. Sì. Dovrebbe essere il governo, il Parlamento a dare il buon esempio, ad approvare subito le leggi che servono, a rafforzare l'agenzia sui beni confiscati, a non cercare scorciatoie. Fino adesso abbiamo sentito tanti impegni, tanti proclami, ma ancora pochi fatti, pochi strumenti concreti con i quali questi fenomeni si devono aggredire. Speriamo che arrivino. Ecco, anche perché noi abbiamo raccontato oggi, raccontiamo la pagina di Lecco, che ripeto è una bella pagina, ma purtroppo di beni confiscati alle mafie
ci sono tantissime pagine che non sono belle, perché non sono poi andate per mille ragioni, appunto anche di potere ancora di coloro che dal carcere comunque esercitano un'influenza. Tanti beni non sono riusciti poi a rientrare in un circolo produttivo sano come quello che dicevamo prima. È un allarme che avete lanciato un po' di tempo fa. E lo rilanciamo con forza. Pensiamo non soltanto ai beni confiscati, ci sono anche tante storie in positivo, sottolineiamole sempre. Noi abbiamo censito oltre 500 associazioni cooperative sociali che gestiscono beni immobili confiscati alle mafie, storie di una straordinaria civiltà in tutto il paese, dal Piemonte alla Sicilia, passando attraverso la Lombardia. Pensa, solo in Lombardia sono oltre 100 le cooperative, le associazioni, le realtà che gestiscono questi beni confiscati e che ci garantiscono servizi sociali, accoglienza, dalle strutture di distribuzione del cibo per i più poveri della Caritas, alle cooperative sociali. Ma c'è poi quell'altra realtà che non possiamo dimenticare. Oltre 1600 beni immobili non si possono destinare perché gravati da ipoteche bancarie. È una vergogna, è una vergogna. Ora qualche modifica legislativa c'è stata, ma insomma queste ipoteche vanno cancellate. Non solo, tante aziende falliscono. Perché? Perché non scattano le misure che servirebbero subito al momento del sequestro. La spiego a chi ci ascolta in maniera semplice. L'azienda è del mafioso e quindi ha le banche che gli danno le linee di credito, i fornitori che non chiedono mai il pagamento dei crediti che hanno, viene sequestrata dallo Stato. La prima cosa che accade, le banche chiudono le linee di credito. La prima cosa che accade, i fornitori chiedono di rientrare immediatamente dei crediti che vantano. È la prima cosa che accade. Quindi capisci che c'è bisogno di un'attenzione vera. Ma perché? Uno potrebbe dire, ma perché? Chi ce lo fa fare? Non soltanto perché stiamo parlando di un enorme patrimonio economico che potrebbe aiutare lo sviluppo, la crescita delle comunità locali. Ma guarda, questa storia di Lecco è esemplare. Qui si costruiscono le comunità, il presidente Maroni le ha chiamate le comunità degli onesti. Ecco, qui si dà alla parola legalità, alla parola onestà, un senso concreto, misurabile dai cittadini. Per questo è importante fare fino in fondo la lotta alle mafie per riutilizzare tutti i beni immobili e aziende confiscate. E ne approfitto di questa occasione per dare anche un segnale. Attenzione alla tentazione ricorrente della scorciatoia che porta alla vendita generalizzata di questi beni. Intanto perché in molti territori finirebbero nelle solite mani, ma perché poi, oltre a fare un ennesimo regalo alle mafie, si perderebbe questa opportunità. Oggi a Lecco abbiamo scritto, abbiamo firmato un protocollo, l'abbiamo condiviso ed è stata, l'hai detto tu, una giornata positiva, ma perché c'è una legge che ne consente l'uso sociale di questo bene al centro di Lecco, e raccontiamo una storia positiva. Se non ci fosse stata quella legge avrebbero già vendute quasi 99 su 100, guarda, l'avrebbero già comprati prezzo a nome gli eredi degli 'ndranghetisti. È una questione di simbolo del potere, quindi è anche una questione molto importante per loro ricomprare questi beni, per gli 'ndranghetisti. Non c'è dubbio. Che va al di là del valore economico. Oggi ci sarà un motivo, certo, ci sarà un motivo per cui l'altro ieri hanno incendiato 10 ettari di grano su terreni confiscati alla Sacra Corona Unita in provincia di Brindisi. Cosa vuoi che siano 10 ettari di grano per la Sacra Corona Unita? Nulla. Ci sarà un motivo per cui hanno incendiato la settimana scorsa gli uliveti a Castelvetrano in provincia di Trapani. Cosa vuoi che siano delle piante d'ulivo per Matteo Messina Denaro, che ha patrimoni immobiliari? Ma perché colpiscono? Perché bruciano? Perché per loro è insopportabile l'idea che quel potere, come dicevi giustamente tu, cambi di segno. Ecco, da un segno del potere mafioso questi diventano segni di una comunità che si riscatta. Piacere di averti conosciuto. Enrico, ti ringrazio. Mi stanno salutando. Sì. Enrico, ti ringrazio. Ci sta tutto. Andato in diretta. Va bene, è andato in diretta, non c'è problema. Enrico, okay. Ti ringrazio molto e insomma direi che possiamo concluderla così. Il Nord è più che mai in trincea. Chi non l'ha ancora capito a questo punto è in malafede.
è così, non è distratto, è proprio in malafede. Ecco, grazie mille, grazie mille Enrico Fontana di Libera, che è stato con noi a raccontarci questa storia, che è una pagina, abbiamo detto, positiva, e ci sono ancora un paio di aspetti appunto del caso di Lecco che vi abbiamo raccontato, che ci tenevo a toccare. Il primo è che dopo aver arrestato questo big boss, Coco Trovato, quello che insomma si era affermato nel panorama di Lecco, dove addirittura, pensate, l'Unione dei Commercianti di Lecco l'aveva nominato Cavaliere di Betlemme, che io non sapevo esistesse questa onorificenza curiosa all'interno della Unione Commercianti di Lecco. Comunque era riuscito veramente a entrare nel tessuto. Bene, una volta arrestato lui non è finita, perché c'è una seconda generazione di 'ndrangheta a Lecco. Io parlo di Lecco, ma può valere per tanti altri casi, questo però è significativo ed esemplare, che è composta, indovinate da chi? Da figli e nipoti, proprio per il lavoro che vi dicevamo prima, di una forte e tentacolare legame, che è un legame di sangue. Con la seconda generazione però c'è un cambio di passo e l''ndrangheta diventa una vera e propria società di tipo più aziendale. Ecco, questo probabilmente è il cambio di passo fatto dall''ndrangheta con le seconde generazioni, e in questo senso si capisce anche alcuni dei passaggi che ci ha raccontato Enrico Fontana. Addirittura avevano preso il controllo di una grande azienda, la Perego Movimento Terra, che sostanzialmente era diventata, dicono i magistrati che poi hanno fatto l'inchiesta, la Perego General Contractor era ormai diventata una vera e propria società mafiosa, con una diretta partecipazione sociale di capitale mafioso. Ecco, in questo modo qua, io che sono, ripeto, un ingenuotto, un ignorante, mi chiedo: ma come fa l''ndrangheta a prendere in mano un'azienda? Non è che può andare lì e dire fermi tutti, questo è un esproprio. In alcuni casi c'è il metodo dell'intimidazione, della concussione, quello, diciamocelo pure, un po' più cinematografico dell'infiltrazione del mafioso. Purtroppo a volte invece abbiamo una vera e propria collusione, perché l'imprenditore trova vantaggioso avere dei capitali che arrivano e che comunque lui può fare in modo di movimentare. Non dobbiamo immaginarci sempre la pistola, anzi la pistola, l'ha raccontato bene Fontana, esce all'ultimo momento, come ultima possibilità. E come fa l''ndrangheta a entrare in un'azienda? È semplicissimo, basta che si assuma una persona. Nel caso di questa inchiesta, che ripeto è stata emblematica, era stata l'assunzione del ragioniere Andrea Pavone, e c'è un'intercettazione che vi voglio raccontare, che dà l'idea del sostrato culturale che muove queste organizzazioni. È un'intercettazione tra Pavone, l'uomo dell''ndrangheta all'interno dell'azienda, che ormai però era diventato il padrone di fatto, trasformando l'imprenditore in realtà ormai in un prestanome privo di ogni controllo reale dell'azienda, se non della spartizione dei guadagni, e un altro diciamo di questa combriccola, e quest'altro dice: guarda che tu ti devi convincere, dice al Pavone, all''ndranghetista, al capo, che questa cosa tu non la chiudi, rischiamo di andare sui giornali, siamo in terra nemica, perché siamo al Tribunale di Bolzano e Trento, che è presidiato da loro, inteso lo Stato. Questa volta rischi di farti male, ma male male. Ecco, il fatto di pensare che ci sono tribunali presidiati da loro, ossia dallo Stato, uno mi fa fare la pudica domanda: perché ci sono dei tribunali non presidiati dallo Stato? Primo. E secondo, non c'è una reale, questo tipo di organizzazione agisce in maniera logica, in maniera volontaria, contro una comunità comunque legalmente organizzata, che comunque ha delle leggi che le persone dovrebbero rispettare. Per fare una risposta di tipo legale abbiamo visto che ci vuole una grande attenzione di tutto il tessuto sociale, ma poi questa non basta, servono leggi e servono provvedimenti concreti. Allora oggi continuiamo a raccontarla, perché no, questa bella pagina che abbiamo scritto, che ha scritto Regione Lombardia, e abbiamo al telefono con noi l'assessore regionale alla sicurezza Simona Bordonali, che ci racconterà appunto in che modo, in che tipo di sistema si sta creando in Regione Lombardia per creare un assetto legale e per tenere la mafia il più possibile fuori dai confini. Ciao Simona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania.
Allora Simona, oggi sicuramente un evento importante, emblematico e bello, ma ti volevo chiedere, oltre a un commento su questo, anche quali sono le misure che Regione Lombardia sta mettendo in campo per dare una risposta di tipo sistematico alle infiltrazioni mafiose in Lombardia. Sì, partiamo dal presupposto che avere come presidente di Regione Lombardia l'ex ministro Maroni, che come ministro dell'interno è stato il miglior ministro che ha combattuto la mafia, l''ndrangheta, tutte le mafie sul territorio, combattendo di fatto e riuscendo a catturare il maggior numero di boss presenti sul territorio italiano, lombardo. Quindi questo partiamo già da un presupposto che abbiamo un presidente e una giunta che vuole combattere questo fenomeno, che ahimè è presente anche in Regione Lombardia. Oggi, attraverso la restituzione ai cittadini di una pizzeria in quel di Lecco, che era il conto di capo dei capi lombardi, dove veniva riciclato denaro sporco, si pianificava i traffici illeciti, droga, venivano incontrati picciotti, capibastoni, venivano ordinati agguati, spedizioni punitive. Ecco, quella pizzeria, che era un covo di questo tipo, oggi tornerà in mano ai cittadini di Lecco attraverso un protocollo che è stato firmato tra tutti le varie istituzioni, e anche Regione Lombardia ha contribuito con 400.000 euro. La Regione Lombardia non si è limitata a questo, quindi a recuperare i beni confiscati alla mafia, ma da subito, partire dall'anno scorso, poco dopo il nostro insediamento, abbiamo stanziato 1,6 milioni di euro per contrasto e prevenzione all'usura. Sappiamo che l'usura è una delle operazioni di cui si occupano sicuramente queste bande mafiose, e quindi aiutare i piccoli imprenditori, dare un sostegno a coloro che denunciano l'usura e quindi che permettono che viga la legalità sul nostro territorio, è stato un impegno importante che è stato ripreso anche nell'anno corrente attraverso un ulteriore stanziamento di 200.000 euro. Altra importante attività e un altro importante investimento di oltre 200.000 euro è stato attivato attraverso un bando del mio assessorato rivolto a tutte le associazioni che prevengono fenomeni mafiosi e forniscono assistenza legale, supporto psicologico alle vittime della criminalità organizzata. Quello che stiamo facendo in Regione Lombardia, da un lato la prevenzione attraverso la denuncia e l'aiuto alle vittime, a coloro che denunciano per scoperchiare questo fenomeno, e dall'altro invece un controllo. Come il controllo attraverso una serie di protocolli molto importanti, uno che è stato siglato in prefettura, ad esempio, dopo aver scoperchiato quello che la magistratura ha scoperchiato su Expo. Ovviamente da subito il presidente Maroni, ancora prima, perché mi piace sottolineare questo, ancora prima che uscissero le notizie che sono uscite su Expo, aveva attivato un protocollo importante, Mafia Expo Free, dove anche Regione Lombardia, attraverso le proprie competenze, proprio attraverso le proprie attività, partecipa attivamente per prevenire le infiltrazioni mafiose in questo grande business che è Expo. Ecco, queste sono sicuramente una risposta che davvero va a toccare tante cose, perché abbiamo parlato di antiusura, sostegno a chi denuncia, supporto psicologico, e quindi siamo nel tessuto sociale, siamo nell'associazionismo e nella capacità di rivitalizzare i beni confiscati, l'abbiamo detto prima, e siamo anche nella capacità comunque di cercare, con i mezzi che ha Regione Lombardia, le competenze che ha Regione Lombardia, di cercare appunto di non fare entrare le aziende dell''ndrangheta all'interno del movimento terra o di tutti quegli appalti che sicuramente fanno gola a queste organizzazioni.
Che tipo di riscontro ti sembra di aver trovato in queste misure? È vero che sono misure che sono in campo da un anno e qualcosa, però insomma magari ci sono già dei, come dicono quelli bravi, feedback da questo punto di vista. Sì, vediamo che da subito, nel momento in cui abbiamo pubblicato i bandi, c'è stata un'attenzione del territorio, del tessuto sociale. Io penso che già la stessa figura, ripeto, del presidente Maroni come presidente di una regione che è stato conosciuto per quello che è riuscito a realizzare da ministro dell'interno, dà un senso di sicurezza, di certezza ai cittadini lombardi in tal senso, e sicuramente dall'altro lato alle organizzazioni malavitose fa paura un'attenzione che è stata data e che viene continuamente data in tal senso. Pensiamo anche ad azioni importanti, anche se ritenute magari di piccola portata, ma ad esempio una preparazione particolare che stiamo dando anche alle nostre polizie locali sul territorio per quanto riguarda il movimento terra, e quindi una maggiore attenzione, maggiori controlli in tal senso. Ecco, in questo momento, ad esempio, con la realizzazione di Expo, anche le polizie locali abbiamo puntato sulla formazione delle nostre polizie locali e su una maggiore attenzione e coordinamento con le altre forze dell'ordine. Io ritengo che se c'è la volontà, se c'è un'attenzione, certi fenomeni dalle istituzioni da un lato, ma ripeto, con le attività che abbiamo intrapreso anche attraverso la società, attraverso i cittadini, attraverso gli imprenditori che trovano un supporto nelle istituzioni e quindi sono portati a denunciare determinati fenomeni, noi riteniamo che si riesca a sconfiggere questo fenomeno importante che purtroppo è ancora presente sul nostro territorio. È molto importante quello che diceva scusa Simona, quello che dicevi sulle polizie municipali è molto importante, perché l'allarme di oggi lanciato dall'osservatorio è appunto l'infiltrazione che predilige i piccoli comuni, e quindi avere una polizia locale formata aiuta molto anche solo a lanciare l'allarme. Aiuta molto a lanciare l'allarme, ma ricordiamo tra l'altro che le polizie locali, differentemente dalle altre forze dell'ordine, conoscono molto meglio il territorio e fanno parte del tessuto sociale dei piccoli comuni e conoscono gli imprenditori, conoscono la gente del comune dove operano. Ecco, questo rapporto maggiore diretto che c'è tra le polizie locali e la cittadinanza, e che spesso non esiste con gli altri operatori delle forze dell'ordine, non assolutamente per incapacità o mancanza di volontà, ma perché sappiamo che generalmente gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri non si fermano a lungo su un territorio. Sì, certo, ecco, questa peculiarità delle polizie locali va sfruttata anche in tal senso. Grazie mille all'assessore alla sicurezza e alla protezione civile di Regione Lombardia, Simona Bordonali, che insomma ha partecipato alla trasmissione e ci ha dato un po' di buone notizie per affrontare questo tipo di argomenti con la serenità di non essere, diciamo, in una regione che si gira dall'altra parte. Questo certamente è un dato di fatto che penso possa essere recepito da tutti gli ascoltatori. Grazie mille Simona. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Grazie anche a te, Simona Bordonali, ripeto, assessore alla sicurezza. Allora, stiamo finendo questa nostra puntata antimafia e ci sono altri due dati che secondo me sono importanti da dare, giusto per capire l'entità del fenomeno. Allora, c'è questo studio che è stato fatto da un giornale che si chiama L'Inchiesta, ed è un giornale che non si nasconde nemmeno tanto, ha una sua, diciamo, tendenza verso il Partito Democratico, quindi vanno prese con le pinze da questo punto di vista dell'orientamento politico. Però insomma ci sono anche giornalisti seri che lavorano per tanti giornali che quando fanno un'inchiesta dovrebbero verificare le fonti, e credo che lo abbiano fatto, o almeno voglio dare questo beneficio del dubbio. Pare che al nord gravitino, e mi sembra verosimile, il 77% degli scambi con quei paesi che vengono chiamati a fiscalità privilegiata, ossia il flusso di denaro tra l'Italia e questi paesi
che sono i paesi, diciamo, lavanderia delle organizzazioni internazionali criminali, passa per il 70% dal nord. Il riciclaggio di denaro per il 47% di quanto emerge passa dal nord, e soprattutto, l'ha detto bene anche Fontana prima durante il suo intervento, attenzione, i reati ambientali. Il nord viene utilizzato soprattutto per compiere questi illeciti ambientali che ammontano, l'inchiesta è stata fatta un anno fa, 6.584 erano, la media era 18 al giorno nel nord Italia considerato in 8 regioni, quindi fate un po' voi i conti, uno ogni 70 minuti. Perché poi i reati ambientali? Ma appunto perché l''ndrangheta considera il nord una terra da sfruttare soltanto come business, e poi possibilmente anche da inquinare senza alcun problema, mentre la casa madre rimane quella dei territori di origine di tipo tradizionale. Da questo punto di vista certamente c'è questo dato, altrimenti non si spiegherebbe come mai gruppi, clan, famiglie che, come abbiamo raccontato prima, muovono milioni di euro con operazioni finanziarie, operazioni immobiliari, con appalti milionari, poi tengano ad avere la piccola estorsione, il piccolo racket della tabaccheria del paese in cui è nato il capofamiglia, perché non è solo un fenomeno economico, ma è davvero uno strano mostro che sta prendendo le sembianze economiche di una grande multinazionale, con tutta la freddezza, con tutta la organizzazione dei rapporti commerciali e di produzione che una multinazionale conosce, in più ha le armi, perché siamo nel business criminale, e anche in questo senso ha una capacità di avere un business tutto per lei, perché chiaramente finché prostituzione e altri argomenti rimangono completamente relegati nell'illegalità formale, ma poi nella legalità nei fatti, sono semplicemente un business dedicato a questo tipo di organizzazioni. A questa faccia, che è una faccia aziendale economica, va aggiunta una faccia tradizionale dell''ndrangheta che ha un controllo militare finora, soprattutto nei paesi del sud, che sono la sua radice, ma vedremo se con l'andare avanti delle generazioni, e se non ci sarà una risposta sistematica non solo da parte delle regioni ma anche da parte di quello che eufemisticamente chiamiamo ancora Stato, insomma vedremo un po' come va a finire questa storia. Noi ve la racconteremo qui da Radio Padania senza fare né gli eroi né le tre scimmiette, noi lo raccontiamo perché sono sicuramente dati che servono a far riflettere voi. Visto che se avete ascoltato questa trasmissione, tenete gli occhi aperti e vedete un po' chi apre, chi chiude i negozi della vostra via, entrate, salutate, quando uscite fatevi i fatti vostri e vedete un po' che cosa succede. Attenzione però, perché davvero non ci sono posti sicuri in questo momento, da questo punto di vista. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre. E così anche per questa sera stiamo finendo, sono quasi le 18. Dopo di me il diluvio, no, non è vero. Dopo di me Alessandro Morelli con il suo Sulla Notizia, o no, dite la vostra, quindi filo diretto, cornette all'ascolto, cornette compulsive, siete pronte? 0266 20 35 29, appena apro il filo diretto vedremo chi ha la medaglia d'oro. Dopo Alessandro Morelli, Pierluigi Pellegrin con il suo Punto e Basta, e dopodiché c'è il meraviglioso palinsesto della noce di Radio Padania, che vede Rebelot peraltro in replica solitamente verso le 4 del mattino, quindi se stasera non digerite la cena è probabile che ci risentiamo nel cuore della notte. Vi auguro invece di dormire sonni tranquilli. Se invece c'è qualche sventurato che ci ascolta alle 6 del mattino, Padania sveglia!
Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. La regista così, Sammy non si offende, dai. Quindi se ascoltate di notte c'è Sammy Varin, se invece ascoltate di giorno adesso c'è Morelli. Insomma, vedete un po' voi se è giorno o è notte. Ieri c'era qui nel nostro studio una scatola piena di caramelle. Abbiamo fatto la trasmissione io e Bordonaro e non ci sono più le caramelle. E io non le ho prese. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fa mon bonheur. Bordonaro dice di averle prese a sua insaputa. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma... Martina Emisfero è sparita nell'altro emisfero, chissà dove è finita, sarà in vacanza, ma beata lei. La joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Avete ascoltato Filo Diretto. Un nuovo modo per sostenere la tua radio.